Buongiorno, ben ritornati al nostro consueto, perché ormai diventerà sempre consueto appuntamento con gli ospiti, con l'informazione a 360 gradi per essere aderenti a tutto ciò che succede sul nostro territorio. Parliamo degli artigiani, coloro che hanno la partita IVA, coloro che sono la linfa vitale del nostro territorio, e tanti sono artigiani, lo sono stati alcuni perché molti purtroppo hanno perso l'opportunità di lavorare, hanno avuto un calo del fatturato, e quindi vedremo che cosa si può fare, quali sono le prospettive che si aprono nei mercati per costoro, le piccole attività produttive che hanno dato lavoro a tante famiglie e che si trovano in difficoltà. Ci sono aperture, visto che sembra che si stia andando verso una via di uscita dalla crisi, almeno queste notizie che vengono anche da lontano, che coinvolgono il nostro territorio. Avremo la risposta da chi? Da Claudio Miotto, ben arrivato qui con noi, presidente della Confartigianato del Veneto. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E poi, legato a questo argomento, un altro tema di grande interesse e purtroppo, dico purtroppo, anche di grande attualità, e quindi mi riallaccio anche a fatti di cronaca quotidiani. Qui ho il Corriere del Veneto, la pagina di Rovigo: cade dall'impalcatura, grave in ospedale. Installatore di grondaie su un capannone, un impresario vola da 10 metri. Ma sono notizie di ogni giorno, riguardano tutto il nostro paese, riguardano anche il nostro nord-est. E allora parliamo anche di incidenti sul lavoro, non solo i dipendenti, non soltanto gli operai, non soltanto certi settori, ma anche chi lavora in proprio e a rischio. Gli incidenti anche in itinere sono tanti, di vario genere, e noi puntiamo l'attenzione su questo, non tanto per parlare di dati, di numeri che sono ugualmente importanti perché fanno capire la portata del problema, ma per mettervi sempre sull'attenzione, su allerta. Prudenza, attenzione, ne va della vostra salute, ne va della nostra vita, quindi questo è il monito. E per affrontare questo tema vi presento l'altro nostro ospite, è per la prima volta qui con noi, quindi ci fa grandemente piacere averlo, Mauro Rossato, presidente Osservatorio della Sicurezza di Vega Engineering. Ben arrivato qui con noi. Grazie. Anche noi, intesa come tipologia di lavoro, quindi l'ingegneria, ha avuto un crollo molto forte, soprattutto in termini di commesse di progettazione. E di conseguenza catena poi per i lavoratori, perché quando ci sono meno... Chiaramente i tempi sono diversi tra aziende e progettisti, perché di solito manca la progettazione e poi a seguire con un po' di ritardo manca anche il lavoro. Diciamo che concordo sul fatto che è un momento può essere colta come occasione di momento di riflessione per cercare anche di riorganizzarsi e quindi ripartire al meglio nel momento in cui il mercato lo consente. Questo è quello che molti miei colleghi hanno fatto, che stiamo cercando di fare anche noi, e cogliendola come opportunità. Questa chiamiamola crisi, che fondamentalmente poi è stato un ridimensionamento, un riassestamento del mercato. Per affrontare ed entrare anche nel tema, tra l'altro il secondo tema specifico appunto di questa mattinata, gli incidenti sul luogo del lavoro. Voi avete condotto una ricerca molto importante, provocatoria in certo qual senso, perché riporta alla luce dei dati 2010 che l'INAIL non ha ancora elaborato, si ferma appunto al 2009, non per inadempienze, ma perché essendo un istituto assicurativo si attiene a dati precedenti. Che cosa ne emerge da questa ricerca? Quindi sembrerebbe che il Veneto purtroppo avesse un triste primato, secondo in Italia. Sì, indubbiamente il Veneto è una delle regioni che annovera il maggior numero di infortuni in termini assoluto, subito dopo la Lombardia. Però è un dato in valore assoluto, nel senso che ovviamente la popolazione lavorativa del Veneto, e in particolar modo poi quella della Lombardia, è di gran lunga più importante rispetto ad altre regioni. Quindi se dopo noi andiamo a verificare questi dati in rapporto alla popolazione lavorativa, ci accorgiamo che gli indici di incidenza, cioè in sostanza la frequenza degli infortuni mortali nello specifico, è minore, e quindi pone queste regioni in una classifica completamente diversa rispetto ad altre regioni italiane. Indubbiamente comunque è una caratteristica del nord, quella del lavoro e quindi del numero elevato di occupati, e quindi ovviamente il maggior numero di infortuni accadono nel nord. Quali sono i comparti coinvolti? Ci sono certi ambiti produttivi in modo particolare? Ecco, da qui emergono, da dati anche INAIL 2009, ma anche dai nostri dati, emergono delle caratteristiche peculiari della regione Veneto, nello specifico, visto che è il territorio che ci interessa più da vicino,
dove è molto forte l'incidenza sul lavoro dell'agricoltura. L'agricoltura, nonostante dei piani anche attuati dalla Regione Veneto già da tempo, che prevedono dei controlli delle attività di formazione, è un settore molto a rischio, perché possiamo quotidianamente quasi possiamo ascoltare infortuni di questo tipo. Si pensi solo una banale attrezzatura come è il trattore determina il 10% degli infortuni mortali in agricoltura, quindi ci sono delle azioni molto anche facili e molto semplici da attuare che possono indubbiamente ribaltare questa situazione. Chi altro si fa del male, Presidente? I classici settori a parte l'agricoltura, perché si parla anche degli edili. Esatto, i classici settori a rischio poi comprendono ovviamente l'edilizia. La caduta dall'alto è la causa più frequente di infortunio. A parte nel nord-est, dove l'agricoltura è preponderante rispetto ad altre attività, in generale in Italia l'evento più frequente è appunto la caduta dall'alto, evento che cade di consueto nei cantieri edili che proprio per la loro conformazione sono attività che coinvolgono più aziende che operano insieme, quindi più società, lavoratori quindi che dipendono da diversi datori di lavoro che devono essere coordinati tra loro. Questo è un elemento di criticità che fa sì che poi la maggior parte degli infortuni avvenga, soprattutto gravi, in questi cantieri edili. Poi si parla di una percentuale di donne, il 95,5% dei casi sono uomini e oltre il 30% della mortalità è femminile. E poi di extracomunitari stranieri deceduti al lavoro sono stati 5, pari al 7,5% del totale, contro l'8,7% della media nazionale. Questo è strano perché il nord-est utilizza molto, come giustamente accennava anche il Presidente, la manodopera straniera, ingegnere. Infatti i dati tra nord-est e dati italiani comunque c'è una certa differenza proprio per le caratteristiche della nostra realtà, come diceva prima, proprio anche l'agricoltura. È curioso vedere anche dai dati come le donne sono aumentate in termini di percentuali sugli infortuni, ma sono diminuite per gli infortuni mortali. Cioè questo è chiaro ed evidente che la donna proprio di per sé stessa è una persona che ha più precauzione soprattutto di fronte a pericoli molto gravi. E sempre ricollegando infortuni sul lavoro e crisi, va evidenziato una cosa: nel 2009 c'è stato evidentemente un calo anche abbastanza sensibile degli infortuni. Teniamo presente però che è stato anche un momento di riduzione della quantità di lavoro che è stata prodotta in Italia. Si parla del 3% in meno di volume di lavoro dovuto a disoccupazione, ma dovuto anche a cassa integrazione e a straordinari che evidentemente non sono stati fatti come negli anni precedenti. Quindi il 3% in meno ha generato quindi una minore esposizione al rischio professionale e quindi minori infortuni. Certo. Adesso si parla di ripresa o comunque di assestamento e di una leggera ripresa. Adesso bisogna essere in campana, bisogna tenere l'attenzione molto alta, perché sono in questi momenti quando le aziende hanno lavoro, e ci sono molte aziende che stanno riprendendo, che sono cariche di lavoro, per fortuna, ma il dato negativo potrebbe essere una minore attenzione al lavoro, perché quando c'è attività lavorativa da fare, si tende a non aver tempo per fare altri tipi di attività, quale formazione sul lavoro, di assestamenti organizzativi, eccetera. Certo. Quindi è un momento in cui bisogna tenere alta l'attenzione. Indubbiamente negli ultimi anni c'è stato un decremento continuo degli infortuni sul lavoro e dei morti sul lavoro. Quel che ci si può chiedere, e noi lo facciamo in veste di esperti, ci occupiamo di sicurezza e quindi facciamo da consulenti per le aziende, per cui viviamo il territorio, viviamo le aziende giorno per giorno, quel che ci si chiede è perché non si cerca di individuare delle soluzioni per ridurre drasticamente la maggior parte degli eventi, almeno quelli più importanti, cioè le morti, che molto spesso dipendono sempre dalla stessa causa. Cioè se si fa un'analisi attenta delle cause di questi infortuni mortali, perché parlo di infortuni mortali? Perché indubbiamente, come tecnicamente noi diciamo, hanno la magnitudo maggiore, cioè la gravità maggiore, quindi la prima attenzione va posta su ciò che di più grave può accadere. Notiamo che molto spesso le cause sono sempre comuni, sono sempre le stesse, cioè caduta dall'alto e in agricoltura, nel caso investimento o essere travolti dal trattore, sono sempre le cose che succedono. In questo caso
le soluzioni sono molto semplici ed evidenti, si fa fatica a portarle a termine. Quello che manca, si dice, è la cultura della sicurezza. Cultura della sicurezza che cosa significa? Significa abitudine. Come noi ormai ci siamo abituati a portare la cintura di sicurezza, è diventato ormai, è entrato nel nostro DNA, quando salgo in macchina non riesco più a non allacciarmela. Lo Nelle stesso nuove macchine poi se non vuoi morire sordo devi farlo di forza. Certo, ormai ci sono anche gli avvisatori, ma comunque ci siamo ormai abituati. È difficile fare il contrario. Ecco, la stessa cosa deve avvenire per quanto riguarda la sicurezza, nell'utilizzo dei DPI, dei dispositivi di protezione individuali, elmetto, guanti o quant'altro, e le procedure di sicurezza. Quando arriveremo a quel punto, cioè che non riusciremo più a fare a meno di non utilizzarli, allora potremo dire di essere arrivati a buon punto. Perfetto. Per rispondere va bene usare il termine cultura della sicurezza. Uso anche una piccola frase così che ho visto in questi giorni, ho fatto durante il mese di agosto, una piccola, eravamo in Austria, e ho visto quelle cose che si fa spesso anche nelle nostre case il sabato, no? Non domestici ma lavori nel giardino o quant'altro. Ho visto un signore nel suo giardino che stava tagliando con una motosega un tronco e aveva gli stivali, aveva i guanti, aveva gli occhiali, aveva l'elmetto. È un signore che ci ho parlato un attimo nella casa sua. Quello che noi quando siamo nell'ambiente lavoro facciamo delle cose, attenzione, sono sempre incidenti di lavoro che vengono anche quelli contati, e lo facciamo in allegria. Ecco la cultura. Pertanto due sono i settori in cui si deve lavorare e si può migliorare. Certamente quei dispositivi e mettere in atto quelle protezioni strutturali che migliorano le condizioni, ma poi abbiamo visto che lì si riesce a ottenere molto. Ciò che invece facciamo ancora fatica è nella formazione per creare la cultura. Cosa voglio dire? Tu dai gli strumenti individuali, fai fatica a fare usare anche ai tuoi dipendenti, mantieni sempre la responsabilità di usare i dispositivi di protezione individuali, o perché danno fastidio, o perché fa caldo, o perché. Poi c'è la componente del lunedì mattina, ce la dobbiamo dire, dove certe aziende a rischio, cioè che hanno attività a rischio, sanno che certe persone, e non ce l'ho con un mondo particolare con i giovani, ma che arrivano dopo un fine settimana particolare, il lunedì mattina non vanno messi in certe condizioni perché l'incidente è garantito. Allora bisogna che ci sia, e ripeto, una crescita culturale nell'attenzione nel mondo del lavoro, perché poi ci si fa male sul serio. Assolutamente. Io facevo una riflessione sulla base della telefonata ultima che abbiamo ricevuto del nostro telespettatore della mobilità. Mi fa anche riflettere, perché se è vero che purtroppo ci sono incidenti anche concentrati nella nostra regione, dati che diminuiscono per carità, però ancora ci sono, c'è una cultura un po' più radicata, la formazione viene fatta, c'è più attenzione, basta muoversi insomma nell'Italia, vedere i cantieri, nel sud ci sono meno preoccupazioni riguardo a questo, anche a questo. Può essere che anche questi passaggi di chi è più elastico, più mobile sul territorio aiutino a diffondere una cultura, perché sa che quella che cala dall'alto si sente imposta e viene mal recepita, quella che viene comunicata tra colleghi forse ha anche più proseliti in qualche modo, condiziona di più. Faccio l'esempio di questo lavoratore che ha lavorato in un'azienda dove magari ci sono state certe accortezze, certe garanzie, e poi si trasferisce, vedrà una realtà diversa, però si fa portatore di un bagaglio culturale anche nel settore della sicurezza molto importante. Cioè può essere anche questo. Sicuramente. Lei che poi ci lavora nel merito come consulente. Sì. Beh, è chiaro che le aziende devono investire in sicurezza anche nel senso di dare la formazione ai lavoratori, pur mettendo in conto che poi questi lavoratori potrebbero anche cambiare lavoro. Questo è un po' un freno, no? Diventa un bagaglio molti che uno imprenditori tendono a porlo so. come freno, però questa cosa va sicuramente incentivata invece al massimo, proprio perché c'è un trasferimento di cultura, come diceva lei, da azienda a azienda, da settore a settore, da zona anche a zona. Purtroppo non penso che i casi siano molto frequenti di trasferimento di lavoro da nord a sud. Come dicevamo prima, il nord ha ottenuto importanti risultati, però di strada ne deve fare ancora molta. Il centro dai dati i dati per quanto riguarda i morti quantomeno non sono molto incoraggianti, soprattutto dovuti alla regione Lazio. Il sud ha avuto un miglioramento. Non dimentichiamoci che poi c'è il lavoro irregolare che incide al 10-12% come minimo sugli occupati, per cui gli irregolari dall'INAIL non vengono individuati o molto difficilmente. Se si riesce a venire a conoscenza della notizia, non sempre si viene, ovviamente certe cose nessuno le sa. Questo assolutamente. Sulla sicurezza aggiungo una cosa, ma non per far polemica fine a se stessa, ma perché purtroppo a volte la norma, purtroppo, ma non a volte,
obbliga alla responsabilità, che è doverosa, ma obbliga all'applicazione e alla salvaguardia della responsabilità con una burocrazia assurda, dove pertanto l'attenzione viene rivestita se il modulo è al posto giusto o l'azienda può essere sanzionata, piuttosto che invece veramente guardare alla sicurezza. Capisco che le norme sono fatte, vanno scritte e costruite, però veramente siamo di fronte a volte nel mondo edilizio a un cartellino posizionato, attaccato al petto del giovane piuttosto che non attaccato, che diventa un elemento di sicurezza o non sicurezza, e non si va a guardare il gioco della famosa pagliuzza o la trave nell'occhio. Ecco, purtroppo la burocrazia anche fa di questi danni, stressa pertanto da un punto di vista emozionale, e si corre il rischio poi di non andare a essere attenti in quelli che sono i vari elementi critici. Certo, una cosa che è emersa anche di recente è che tra l'altro non soltanto il lavoratore dipendente si mette in gioco e rischia, ma nel nostro territorio più che mai proprio l'imprenditore, che sia l'artigiano, il lavoratore autonomo, e lo fa anche proprio perché è padrone di se stesso, quindi della propria materia che tratta, che ancora di più rischia. Ci sono stati casi anche eclatanti. Anche questo è preoccupante, anche perché poi lui stesso è ad esempio per il lavoratore più giovane che collabora con lui, però purtroppo si nota questo. Sì, diciamo che le ultime disposizioni legislative, nello specifico il decreto legislativo 81, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza, che di unico non ha molto, ma comunque è un testo sulla sicurezza, ha previsto una certa tutela, un'estensione della tutela anche ai lavoratori autonomi, non potendo però imporre, proprio per la definizione di lavoratore autonomo, certi obblighi quali per esempio la formazione. Cioè il lavoratore autonomo deve utilizzare attrezzature idonee, dispositivi di protezione individuale, ma per esempio non ha gli obblighi di formazione, obblighi che ricadono in un'azienda che ha lavoratori subordinati in capo al datore di lavoro oppure ai capi, i cosiddetti dirigenti, i preposti. Certo. Ecco, nel settore artigiano, nella fattispecie? Allora, il nostro mondo ovviamente è corretta l'espressione sulla normativa, il lavoratore autonomo che non ha dipendenti non ha obblighi, ecco, della formazione e quant'altro, ovviamente è tenuto alla responsabilità. Alla propria si presuppone che uno che è maggiorenne, vaccinato come si usa dire, sappia anche pensare a quello che fa, anche perché in tutti i casi comunque sarebbe una persona, se fosse, sì, anche quando non lavora sarebbe un pericolo pubblico, e pertanto obbliga la responsabilità verso chi è subposti al proprio interno dell'azienda, e doverosamente questa cosa. E questo, ripeto, io ancora prima ho sentito il passaggio dove il Veneto, io non lo vedo così, ma ripeto, non per fare la classifica più bravo o meno bravo, ma per dare quei valori della gente, del mondo dell'artigianato che si è impegnata, ha messo risorse economiche, ma ci ha messo anche la volontà per recuperare delle condizioni da cui si partiva, certamente, dove i numeri ci portano che molte regioni d'Italia, pur avendo un potenziale di lavoro, la Sicilia ha 73 morti nel 2009, il Lazio 88, l'Emilia Romagna 77, il Veneto ne ha avuti, e complessivamente tutti i settori non artigianato 66, mentre l'artigianato ho detto 12, ripeto 12 di troppo, 66 di troppo, però tutto questo in un contesto poi di altre regioni dove si lavora molto meno, per quegli indici che dava prima, che vanno parametrati, questi sono valori assoluti. Pertanto, ripeto ancora, va fatto molto, ma soprattutto sappiate, imprenditori e collaboratori, è possibile fare, perché i risultati lo dimostrano. Non è tempo perso indossare il dispositivo, non è tempo perso andare alla formazione. Poi purtroppo qualche centro di formazione fa delle confezioni, basta mettere la firma e passare le ore, e quello va bene, le storpiature non guardiamo quelle, guardiamo è necessario farlo, ma soprattutto è possibile farlo per migliorare e salvare delle vite, e dove è drammatica la morte, ma è altrettanto drammatica una famiglia, un'invalidità permanente. Assolutamente, l'invalidità. Questa è una cosa, cioè ti cambia la vita della propria famiglia e di se stessi. Una battuta conclusiva, Presidente, proprio siamo in chiusura. Il Veneto, che così almeno definiamo, nel 2010 ha un indice di incidenza che lo pone al 10° posto su 20 regioni italiane, per cui è esattamente a metà classifica. Ah, perfetto, quindi conferma a metà classifica. In Europa? In Europa il discorso è un po' più complicato, naturalmente si confronta con l'Europa l'Italia, abbiamo dati che risalgono al 2007, perché l'Eurostat che dà questi dati si è fermato, anche perché alcune nazioni della comunità non hanno ancora trasmesso i dati. Comunque l'Italia si pone a livello di infortuni, si pone in una posizione intermedia, ma comunque meglio di Spagna, Germania e Francia. A livello invece di morti, quindi di infortuni più gravi, non abbiamo una posizione uguale a questa, ma comunque non è una delle peggiori. Dai, insomma, almeno a queste graduatorie ce la caviamo.
E allora chiudiamo questo appuntamento, grazie e buon proseguimento di giornata.